In tema estrazione in Alto Adriatico, la Regione Veneto ha emanato una nota ricordando che, nonostante l'ampliamento delle deroghe al divieto generale di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, la normativa ribadisce la necessità di accurate analisi e di programmi dettagliati di monitoraggio e la verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza, come elemento preliminare al rilascio di nuove concessioni o alla riattivazione di quelle esistenti. La Regione Veneto quindi ribadisce la sua ferma contrarietà all'ipotesi di riprendere l'estrazione se non dopo che gli studi e rilievi abbiano dato certezza dell'esclusione di effetti negativi. Su proposta del Presidente della Regione Veneto venne costituito un tavolo tecnico sul tema per approfondire i potenziali effetti ambientali di tali attività, con particolare riferimento al rischio di subsidenza, avvalendosi anche di personalità rilevanti per contribuire ai lavori e accertare con comprovata evidenza scientifica se gli interventi proposti possano generare effetti negativi sulle coste e rischi ambientali per l'ecosistema, oltre che danni socio-economici alle attività presenti nel territorio del Delta Polesano. Il documento redatto afferma che allo stato attuale delle conoscenze non si possono escludere effetti significativi sull'ambiente marino e costiero. Eventuali estrazioni di gas al momento non dovrebbero essere autorizzate per non vedere ripetersi fenomeni di subsidenza che si sono verificati già in passato. Questa sera a River by Smeraldo in Lungobrenta, Isola Verde di Chioggia, vi aspetta per regalarvi una serata eccezionale Marco Bellini, dalle 22 fino a tardi, ingresso gratuito.